Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, ben ritrovati con l'edizione del mattino del nostro audio video giornale. Apriamo subito con la cronaca per quanto riguarda i fatti accaduti insomma in Friuli Venezia Giulia. Infortunio sul lavoro alla Electrolux di Porcia durante il turno di notte. Una persona è rimasta ferita mentre stava operando su un muletto. Per cause in corso di accertamento è finito addosso una colonna portante. Nel violento impatto è caduto a terra riportando diverse contusioni. Soccorso dal personale di primo intervento interno all'azienda, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Pordenone per le cure mediche, dove si trova tuttora ricoverato. Restiamo in tema di incidenti per dire che un uomo di 55 anni è rimasto seriamente ferito questa mattina a seguito di un incidente accaduto nei pressi del cavalcavia della strada statale 14 a Scodovacca di Cervignano, che supera la ferrovia Trieste-Venezia. Il 55enne si trovava in sella al proprio scooter quando, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada. Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce Verde, l'eliambulanza. Vista la gravità, è stato trasferito in ospedale dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. È una triste notizia giunta pochi minuti fa, perché lutto nel mondo del calcio. È morto nella notte Giuliano Zoratti. Da calciatore è stato perno del centrocampo dell'Udinese negli anni 60 in Serie C, per poi passare alla Pro Gorizia in D e chiudere l'attività agonistica nei dilettanti nel 75. Da subito ha intrapreso la carriera di allenatore. Per anni è stato il secondo di Massimo Giacomini nell'Udinese dei Miracoli, quella del double, salto dalla C alla A, vittoria in Coppa Italia di categoria e del torneo anglo-italiano. Zoratti ha seguito poi Giacomini al Milan, Napoli, Torino, Triestina e Perugia. Ha iniziato quella da titolare in panchina con esperienze nei professionisti a Novara, Vercelli, Livorno, Trieste, Avellino e Regina. Poi fino al 2019 ha calcato le maggiori formazioni della nostra regione, in particolare l'Itala San Marco in Serie C2 Lega Pro, seconda divisione, e l'UFM che l'ha portata dall'eccellenza fino alla D. Di lui resta il ricordo di una persona per bene e serio professionista. Il comitato regionale della FIGC del Friuli Venezia Giulia ed io personalmente esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa di un grande uomo di calcio. La sua umanità, la signorilità e le indubbie competenze tecniche ci mancheranno. Che riposi in pace. Queste sono le parole del presidente regionale del comitato del Friuli Venezia Giulia, Hermes Canciani. Da sottolineare che Zoratti tra pochi giorni avrebbe compiuto 74 anni. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra edizione del mattino, anzi dobbiamo però come sempre prima di chiudere il messaggio rivolto alle persone anziane in collaborazione tra la Polizia di Stato e l'Arlef, perché sicurezza bisogna sempre tenerla, come si dice, accesa. Io quando faccio un bancomat mi chiami sempre alle spalle per controllare che qualcuno non mi spia il PIN. Se tu doprisi il bancomat o la chiave di credito, occhio che nessun altro ti chiali. Se tu ti senti in pericolo o tu hai un problema, clama la Polizia di Stato al numero 112. È tutto per quanto riguarda questa edizione del mattino, grazie come sempre per la visione all'ascolto. Vi ricordiamo che gli aggiornamenti proseguiranno attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Dunque grazie per l'ascolto e buona giornata a tutti, alla prossima edizione. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana?
Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.